Nella scorsa puntata della nostra rubrica del sabato dedicata alla vecchia Padova vi abbiamo parlato di via Cesarotti e della casa del Pellegrino. Oggi ci spostiamo giusto di qualche metro per mostrarvi invece, per scoprire insieme la bellezza della loggia Cornaro. Andrea Moretto. La loggia e l'Odeo Cornaro rappresentano una delle principali testimonianze del Rinascimento padovano. Commissionati da uno dei maggiori mecenati del Cinquecento padovano, Alvise Cornaro, il complesso faceva parte di un più ampio corpo di edifici e giardini. L'ispirazione era quella della villa romana ai margini della città. Infatti, riprendendo la passione rinascimentale per il giardino e dotata di un accesso privilegiato al fiume, come era d'abitudine per le abitazioni patrizie padovane, consente alla natura di penetrare il tessuto urbano. Realizzata in pietra di Nanto, la loggia rappresenta una novità nel panorama veneto rinascimentale per la sua destinazione d'uso. Cornaro e Falconetto la immaginarono come un fondale fisso, adatto ad essere cornice di spettacoli diversi, un teatro all'antica, teorizzato poi da Palladio e Scamozzi. Si trattava di una base rialzata con un portico decorato e chiusa da un fondale. Tutto il modello rappresentativo era particolare, pubblico e attori si trovavano così vicini da potersi mescolare. La scena è importantissima in questo modo perché c'era un grosso contatto tra il pubblico e gli attori e quindi c'era un interagire come si interagisce in tutto il resto del complesso tra la natura e l'architettura. Diciamo che è una delle prime opere che appunto si rifanno alla scena fissa greca e romana, e qui il Beolco ha fatto parecchie rappresentazioni ed era un contatto continuo con il pubblico, parlate in pavano, che era la lingua tradizionale delle persone dell'epoca, e venivano rappresentate in questo contesto. La ripresa di temi e motivi classici si evidenzia anche nella scelta dei soggetti rappresentati e dei motivi decorativi sull'architrave o sull'arco centrale, ma anche le statue di Diana, Venere Celeste e Apollo che si trovano al piano superiore. Stando ad alcune fonti contemporanee alla realizzazione della loggia, queste statue dovrebbero essere opera dello scultore Zuan Padovano, che alcuni studiosi hanno successivamente identificato con Giovanni Rubino, detto Dentone, attivo nella cappella dell'Arco del Santo. Anche la volta è decorata con motivi geometrici di chiara ispirazione classica. Un esponente della sinistra padovana